Questa serie si chiama Ricercati. È nata per raccontare le storie delle intelligenze italiane nel mondo, le vite e le ricerche degli studiosi che si incontrano nelle università di tutto il pianeta. Ricercati è prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. La puntata di questa settimana è di Silvia Bencivelli. Daniele Cicuzza, benvenuto tra i nostri ricercati. Tu sei un ecologo vegetale, no? È così, ti puoi definire? Sì, io sono un ecologo vegetale e in particolar modo di ambienti tropicali e tropicali del sud-est asiatico in particolare. Tropicali del sud-est asiatico, infatti adesso noi ti stiamo raggiungendo in Brunei, mi pare, no? Mentre se ti avessimo chiamato qualche anno fa ti avremmo trovato in Yunnan, cioè nel sud della Cina. E in particolare in Brunei tu sei professore universitario. Sono un assistant professor, quindi corrispettivo del ricercatore italiano. E gestisci l'orto botanico del Brunei, è così? E sono il curatore dell'orto botanico dell'università, che è il primo e unico orto botanico del Brunei, sì. Senti, noi non parliamo molto spesso di botanica, diciamo, i giornalisti è raro che intervistino un botanico, cioè in questi anni va di moda la botanica, ma più che altro ne parliamo con un taglio un po' favoloso, no? Le piante sono molto intelligenti, le piante che belle, non sono soltanto il panorama alle nostre spalle, quello che rende più verdi le nostre avventure. Quindi che cosa dobbiamo sapere noi non botanici di piante e di mondo vegetale? Io penso che le piante sono importanti per cose abbastanza semplici, se vogliamo, dal fatto che producono ossigeno, dal fatto che producono cibo, ma anche perché sono diverse dagli animali e quindi hanno evoluto tutta una serie di strategie evolutive, adattative, strategie per adattarsi ad ambienti diversi, di cui oggi noi ancora, nonostante tutto, conosciamo veramente poco, soprattutto in ambiente tropicale conosciamo poco. Perché il Brunei ha un orto botanico? Allora, cioè tu ci stai dicendo, le piante sono anche un modo per conoscere le strategie di adattamento al pianeta, strategie che noi non frequentiamo perché noi siamo animali, quindi più conosciamo le piante, più arricchiamo anche le nostre possibilità probabilmente. Esattamente. Ecco, ma l'orto botanico a che cosa serve in quest'ottica? L'orto botanico ha tre funzioni fondamentali, quello del Brunei, ma anche gli orti botanici moderni di oggi, e sono la funzione educativa. Ovviamente, essendo un orto botanico universitario, noi facciamo corsi dentro l'orto botanico per far vedere agli studenti la diversità vegetale tropicale, e questo vale anche per gli orti botanici d'Italia, per esempio. Quindi c'è un aspetto educativo, c'è un aspetto di conservazione, e cioè la coltivazione ex situ, quindi la conservazione dentro l'orto botanico di piante in via di estinzione negli ambienti naturali. Quindi nel nostro caso noi andiamo in foresta sostanzialmente, raccogliamo le piante che sono in via di estinzione, spesso in modo difficile, perché appunto essendo in estinzione non sono facilmente distinguibili, sono poche, rare e così via, e quindi le trasportiamo all'interno dell'orto botanico e le conserviamo ex situ, come si dice. E poi c'è l'aspetto di ricerca, cioè che va nel nostro caso, che va dallo sviluppo della comprensione dell'isolamento di sostanze che possono essere utili a livello farmaceutico, fino agli studi di morfologia e di fisiologia delle piante. Tu studi in particolar modo le felci, che sono piante particolari perché sono molto antiche, no? E da tanti milioni di anni, forse se non sbaglio il calcolo, sono più o meno sempre uguali, quindi sono vincenti dal punto di vista dell'evoluzione, non hanno avuto bisogno di cambiarsi granché. Esatto, le felci sono... Allora, le piante a fiore, grosso modo, parliamo di 450.000 specie classificate, grosso modo. E le felci invece parliamo di 11.000 specie, quindi sono molto di meno rispetto alle angiosperme, e per questo sono anche abbastanza facili da studiare, perché 11.000 specie si gestiscono, mentre 500.000 è un po' meno. Sono su questo pianeta da oltre 300 milioni di anni, quindi qualche storia da dircela ce l'hanno. Ci sono due grandi linee di felci presenti oggi sul nostro pianeta, che sono quelle più arcaiche, appunto, che hanno fossili che possono essere datati a 300 milioni di anni, quelle del Carbonifero,
e poi ci sono le specie, che sono la maggior parte, di felci che si sono evolute in contemporanea con le angiosperme, 70, 80, 90 milioni di anni fa. Quindi abbiamo le specie, le felci più moderne e le felci più arcaiche. E la cosa straordinaria ovviamente è che nel Borneo ci sono tutte le felci arcaiche, quindi quando io vado in foresta sono circondato da 3, 4, 5 specie di felci che sono morfologicamente completamente diverse rispetto a quelle italiane, non sembrano felci, e sono piante che ricordano un ambiente, un paesaggio, una vegetazione del Carbonifero, cosa che noi non abbiamo neanche visivamente davanti agli occhi. Cioè tu esci da quella stanza, quella lì che sto vedendo adesso, piena di libri, di poster, di cose normali da professore universitario, vai in foresta e ti ritrovi in un paesaggio da Carbonifero. Beh sì, la settimana scorsa siamo stati in un posto forse il più bello del Brunei, dal mio punto di vista ovviamente, ed è un fiume con una valle, un fiume all'interno di una valle, anzi quasi una forra, che ha un clima, un microclima particolare, e ci sono 6 specie di felci, di cui una è alta 4 metri, e che crea questo tunnel intorno al fiume, solo felci, e quindi cammini per 10-15 metri all'interno di questa galleria di piante che sono solamente felci, alte 4 metri, ed è un ambiente del Carbonifero sostanzialmente. Cioè stai lì e ti chiedi dove sono i dinosauri. Ecco. E invece poi io trovo terribilmente affascinante anche questa storia che a un certo punto sono nate le piante da fiore. Cioè a un certo punto della storia sul nostro pianeta sono comparsi i fiori, prima non c'erano e poi dopo ci sono stati. Esatto, quello che Darwin diceva The Abominable Mystery, il mistero abominevole delle angiosperme, sono apparse nel giro di pochi milioni di anni queste piante che hanno sviluppato i fiori e quindi l'interazione piante-animali, cosa che le felci non hanno, diciamo, o se hanno veramente in minima parte. Non è un caso che le felci, per esempio, proprio perché sono vecchie, cioè sono arcaiche, non sono particolarmente attaccate dagli erbivori, e questo può essere una cosa molto importante se lo si applica a livello di agricoltura, cioè qual è la molecola o le molecole all'interno delle foglie delle felci che non fanno delle foglie appunto un tessuto appetibile per gli insetti, insomma, ecco, perché evitano in modo quasi sistematico le felci mentre divorano le altre foglie. Ecco, capire questa cosa, capire anche appunto le felci, i loro 300 milioni di storie, capire le piante da fiore, eccetera, in realtà non serve soltanto a farti sentire te del Carbonifero con i dinosauri dietro l'angolo, ma ha un significato anche molto concreto per le nostre vite, per le nostre collettività, anche per le nostre economie. Cioè una cosa che noi non riusciamo tanto facilmente a spiegare della botanica è che è uno studio assolutamente importante anche per costruire il futuro, non soltanto per leggere il passato. Sì, è importante perché diciamo siamo diversi miliardi di persone su questo pianeta e ovviamente il nostro impatto sull'ecosistema è forte, e quindi da botanico e da conservazionista è ovvio che devo ammettere che ovviamente non si può preservare tutto, ma dobbiamo condividere l'ecosistema, e quindi ci deve essere una sorta di interazione tra l'uomo e l'ambiente, e questa interazione deve essere sviluppata e organizzata in un certo modo, dove da una parte si preserva il più possibile ed in modo efficiente, e dall'altro si evita che per esempio alcune malattie possano uscire dagli ambienti tropicali. Cioè gli ambienti tropicali sono ricchi sia di biodiversità ma anche di malattie, cioè la diversità della vita è anche la diversità delle malattie, quindi c'è bisogno in un ambiente tropicale avere una zona cuscinetto tra gli ambienti tropicali primari e le campagne. Questo è fondamentale, il Covid ce l'ha insegnato, insomma. E quindi con lo studio della botanica, con lo studio delle piante, si può, come dire, capire quali sono quelle zone più biodiverse, sia da un punto di vista botanico e quindi di riflesso anche per quanto riguarda i virus, per esempio. Una cosa che forse abbiamo imparato durante questi anni di pandemia è che le malattie
capitano, ma al di là del fatto che per noi sono un problema, per il resto del pianeta sono un motore dell'evoluzione, cioè sono quello che cambia il panorama. Quindi laddove noi incontriamo altre specie è più probabile che si sviluppino malattie. Questi sono proprio gli ecosistemi che studia un ecologo come te. Però poi c'è anche un altro aspetto della questione e sono i cambiamenti climatici. Lì invece i cambiamenti li abbiamo portati noi esseri umani in maniera artificiale, in maniera molto rapida anche. Qui la botanica ha un altro ruolo, più che difendere noi dalle possibili malattie che arrivano da ecosistemi ai quali non siamo abituati, la botanica serve a capire il fenomeno, ma anche a permettere l'adattamento a loro, al fenomeno che abbiamo creato noi. Non so se l'ho spiegata bene, ma insomma, ecco, rispetto al cambiamento climatico anche lì avete un ruolo fondamentale. Sì, e per questo il Borneo è un perfetto laboratorio. Sempre nella valle della settimana scorsa, tra le specie arcaiche c'è il Cistodium sorbifolium, che è oggi endemico del Borneo, ma sono state scoperte 2 o 3 anni fa dei fossili in ambra del nord del Myanmar che testimoniano la presenza di questa specie sempre nel Carbonifero. E quindi il clima che oggi è rappresentato nel Borneo e in ambienti particolari del Borneo, non in tutto il Borneo, era praticamente un clima molto più caldo che arrivava fino a quella che oggi è il sud della Cina o il nord dell'India. E quindi studiare queste piante ci dà le caratteristiche sia fisiologiche che morfologiche che di interazione che queste piante hanno per vivere in questo ambiente. Che cosa ci dà queste informazioni? Ci dà le informazioni su quelle che vengono chiamate le winner o loser, cioè i vincitori o i perdenti. E c'è stato un articolo qualche settimana fa dove si diceva appunto che i perdenti tra gli animali e tra le piante sono superiori rispetto ai vincitori. Quindi ci sono tutta una serie di piante, di organismi viventi in generale, che hanno tutta una serie di caratteristiche che li rende svantaggiati rispetto ai cambiamenti climatici o alla deforestazione, alla frammentazione degli ambienti, all'alterazione in generale degli ambienti di foresta. E quindi studiare qual è l'ecosistema perfetto per una pianta ci dà gli strumenti per capire che alterando 1, 2 o 3 parametri quella pianta non si trova più nelle condizioni ottimali per sopravvivere. E quindi questo è importante per che cosa? Per creare quel paesaggio che dicevo prima di interazione tra l'uomo e la foresta, in modo che ci siano tutta una serie di parchi, di zone di protezione, di zone di connessione, dove queste condizioni microclimatiche o ecosistemiche vengano mantenute per mantenere il più possibile l'ecosistema che in ultima analisi è quello che ci provvede di acqua pulita, ossigeno, suolo e così via. Insomma. Ecco, l'ecosistema che si adatterà meglio, appunto, questo ecosistema che ci stai descrivendo è anche l'ecosistema che ci darà le risorse della nostra vita futura, quindi quello che mangeremo, quello che metteremo nelle nostre case. Insomma, noi oggi ci siamo abituati al parquet da tutte le parti, agli oli per le produzioni industriali di biscotti, eccetera. Queste cose forse le dovremo anche un po' riadattare sulla base delle indicazioni che la botanica ci dà su come gli ecosistemi si stanno adattando al cambiamento climatico, no? Quindi c'è anche molta economia dietro, voglio dire. C'è tantissima economia. Qui parliamo di olio di palma, ovviamente, siamo in Borneo, quindi è uno dei paesi maggiormente produttori di olio di palma e ovviamente l'interazione tra le compagnie private e l'aspetto politico e gestionale degli ecosistemi è fondamentale. Ci sono tutta una serie di regole che consentono il mantenimento di un certo livello di connettività degli ecosistemi, di protezione della biodiversità che sono in atto. In alcune aree del Borneo funzionano un po' meglio, in alcune altre funzionano un po' meno. E si vedono i risultati, si vedono anche da un punto di vista del mantenimento della biodiversità a livello ecosistemico, a livello di paesaggio, il numero di uccelli, di rane, di invertebrati ed altri, rispetto a altri paesaggi dove c'è questa monocultura di palma da olio. Da come lo descrivi, il sud-est asiatico è un punto cruciale, no? Per
per la nostra sopravvivenza come umanità. Lì dove sei finito tu si studiano un sacco di cose che allora hanno interesse, appunto, ci hai spiegato, per la comprensione dei passaggi di malattie tra vari esseri viventi, per l'adattamento ai cambiamenti climatici, per la nostra economia che dipende dagli ecosistemi, eccetera, eccetera. Ma noi ci andiamo a studiare queste cose lì o sei un po' solo in Brunei, nel sud-est asiatico? Cioè gli occidentali quanto conoscono, ecco, di questa natura? Perché noi come giornalisti non credo che ne parliamo tanto spesso, onestamente. Allora, questo è un discorso interessante che io dividerei in due. Da un punto di vista storico, l'Europa è per questioni culturali, storiche, migratorie, più connessa con il centro-Sud America, volendo anche con l'Africa, meno con il sud-est asiatico. E quindi tutte le grandi spedizioni, anche con i grandi progetti ancora in corso nei vari istituti di ricerca europei, sono più orientati verso l'Amazzonia in senso lato, per varie questioni, tutte legittime. E quindi l'Amazzonia è sempre considerata come appunto il polmone del mondo e la zona di alta biodiversità, che è vero, per carità, perché appunto il Brasile è 11 volte più grande del Borneo, quindi per quanto riguarda l'aspetto geografico ovviamente parliamo di territori molto più ampi. Però da un punto di vista di biodiversità, e qui forse dico una cosa che sanno in pochi, il sud-est asiatico, l'arcipelago malese in senso lato, che va dalla penisola malese fino a Papua Nuova Guinea, è un arcipelago con migliaia di isole, e quindi noi sappiamo che nel momento in cui c'è un arcipelago c'è stato nel processo evolutivo un processo di speciazione molto più rapido rispetto ad un ambiente continuativo come può essere il bacino delle Amazzoni. E quindi a livello di numero di specie, ma non soltanto di specie, anche di generi, che è la categoria di classificazione più alta rispetto alle specie, i tropici del sud-est asiatico sono molto più ricchi rispetto ai tropici del bacino delle Amazzoni. Che significa? Significa che tagliare un ettaro di foresta in Borneo è molto più pericoloso che tagliare un ettaro di foresta in Amazzonia, perché probabilmente c'è una specie che andrà estinta per sempre. Ti faccio un esempio. La settimana scorsa è stata una settimana produttiva. La settimana scorsa mi è arrivata una mail di un collaboratore di Taiwan che ha certificato a livello genetico che una specie che noi abbiamo raccolto nelle paludi del Brunei è una nuova specie per la scienza. Questa specie era stata raccolta 20 anni fa nelle paludi a sud della penisola malese, paludi che sono state tutte convertite a palma da olio, e la stessa specie forse si trova nella zona planiziale del Sarawak, lo stato malese nel Borneo, anch'esso buona parte convertito a palme da olio. Si narrava di questo botanico che all'inizio del 2000 aveva fatto una visita nelle paludi del Brunei e l'aveva vista questa pianta. Io ci sono tornato, l'ho raccolta e abbiamo fatto analisi genetica ed è una nuova specie per la scienza, ancora da descrivere, e quindi l'areale di distribuzione di questa specie andava dal sud della penisola malese fino al nord del Borneo. Oggi la distribuzione di questa specie si trova circa in un paio di ettari delle paludi del Brunei, che sono vaste ma non vastissime e sono ovviamente anche molto impattate perché viene raccolta l'acqua dalle paludi per supportare la produzione di petrolio, quindi c'è un impatto importante. Questo per dire. Quindi c'è un aspetto storico che guarda verso il Sud America e quindi sì, il sud-est asiatico, pur essendo più ricco da un punto di vista di biodiversità, è poco studiato. Gli americani qui hanno pochissimi progetti, gli europei hanno storicamente qualche progetto, gli indonesiani, i tedeschi, i francesi, però siamo in pochi, sì. Ma tu invece perché ci sei arrivato? Cioè perché tu sei finito in Brunei? Perché io ho iniziato il dottorato con un lavoro di campo nelle Sulawesi, quindi in Indonesia. Poi altre specializzazioni, poi il postdoc presso lo Xishuangbanna, che è l'XTBG, quindi che è l'ortobotanico dello Xishuangbanna a sud dello Yunnan in Cina, e poi c'è stata questa occasione per lavorare in Brunei come esperto di felci e mi sono trasferito qui. Mi sono trasferito in Borneo perché volevo avere un'esperienza nel mio curriculum, diciamo così, un'esperienza di lavorare negli ambienti tropicali iperumidi. Lo Xishuangbanna a sud dello Yunnan è un ambiente tropicale, però subtropicale, mentre il Borneo siamo al centro dell'ambiente
iperumido del sud-est asiatico, e quindi volevo vedere le felci, la diversità, l'abbondanza delle popolazioni delle felci in questo ambiente. E quindi mi sono messo boots on the ground, stivali sul campo, e sono venuto qua in Borneo a studiarlo da 6 anni ormai. E senti, ti faccio una brutta domanda. Torneresti indietro, torneresti in Europa adesso che appunto sono 6 anni che sei in Brunei e dopo aver fatto il giro dell'Indonesia, della Cina del Sud, eccetera? Comincio ad avere un'età dove mi piacerebbe condividere le mie esperienze con gli studenti italiani. Quella è una cosa che sto cercando di fare, di portare più studenti italiani in generale in Brunei per dargli la possibilità di fare lavoro di campo. Ci sono riuscito con una studentessa di Padova e speriamo che nei prossimi anni ci ne saranno altri. I progetti italiani nel sud-est asiatico ovviamente non sono molti, anzi sono pochissimi. Abbiamo delle ottime collezioni in Italia nell'erbario nazionale o negli altri erbari universitari, però progetti di lungo termine non ce ne sono molti, ecco. Quindi tornare in Italia forse sì, ovviamente non lo escludo, però al momento non saprei darti una risposta. Forse sì, ovviamente poi l'Italia è sempre un paese straordinario e quello manca, forse sì. Sai che c'è? Mancano le 4 stagioni. Le 4 stagioni ti mancano? Sì. Cioè ti stai lamentando del fatto che lì è sempre estate? Sì, può sembrare strano, però la bellezza delle 4 stagioni è una cosa che dà un qualche cosa in più alla regolarità dell'anno, insomma. Cioè la cosa che ti manca dell'Italia sono le 4 stagioni. Gli altri ricercatori hanno dato risposte un po' diverse, ma capisco che per un ecologo, ecco. Ma dipende dove stanno. Se stai in Svizzera ovviamente è uguale. Certo. E senti, e cos'è che invece non ti manca dell'Italia? Wow. Non mi manca dell'Italia. Posso dire il cibo? Eresia? No. Perché alla fine mi sono abituato comunque a mangiare asiatico, che significa dal cibo indiano al cibo malese al cibo cinese. Quindi, come dire, la mia dieta appunto va tra questi 3 tipi di cucine, intervallata a quella italiana che cucino da solo. Insomma, quindi questo è. Allora grazie Daniele Cicuzza, ti lasciamo tornare alla tua foresta tropicale, al tuo orto botanico del Brunei, ai tuoi studenti universitari del Brunei anche, e alle tue ricerche sul campo. Grazie a voi. Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencivelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano. Prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Daniele Marinello.